Bello, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Siamo qui a cercare di interrompere questa striscia negativa pesantissima delle ultime 5-6 partite, che purtroppo ci ha fatto perdere parecchio tempo e anche punti. Andiamo subito a cercare il prossimo avversario. Sarebbe proprio il caso di invertire la rotta. Io, soprattutto dopo l'ultima sconfitta 5-4 all'Al Nasr, lasciamo stare. Detto questo, come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, magari iscrivetevi al canale e commentate a fine partita o durante, o quanto cacchio vi pare, per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo che cosa succede, vediamo chi sarà il nostro avversario di questa puntata. Avversario trovato. Oh Aldo, tutto a posto a te? Che dici, tutto bene? Hai visto Aldo Mazzare si è fatto viaggio. Allora, non so contro chi gioco, ragazzi, cioè non c'è né il nome del giocatore, né il nome della squadra, né niente di niente. Va bene. Napoli contro squadra innominabile, direi. Ok, tutti bene qua. Interessante, va bene. Va bene, va bene. Io proverei ad ali invertite in questo caso e andiamo. E andiamo al match. Quando vedo molto spazio inverto le ali, solitamente quando vedo molto spazio sulle fasce, cioè quando giocano molto stretti gli avversari, per magari con l'impressione possono arrivare a crossare meglio. Intanto si parte con Lobo che allarga per Mario Rui, va subito da Politano dentro per Zielinski che si gira, Politano si ferma, Zielinski prova a ragionare, va da Lobotka dentro per Victor Osimhen che cerca in dista ancora per Lobo, facciamo girare la palla, Politano dentro per Zielinski che arriva al cross, Osimhen la schiaccia e la mette fuori. Sì, Lobotka la figura lo conosce benissimo e poi conosce Calzona comunque anche come Mazzarri, conosce sempre l'ambiente. Intanto l'avversario la gioca corta, prova a ripartire, Kvaratskhelia recupera palla, qui con Politano che dribbla, si gira Matteo, prova a scendere Matteo, torna sulla sua fascia, scarica Lobotka, palla per Zielinski, dentro per Mario Rui, errore di Zielinski, Vinicius prova a ripartire, grande Zielo in chiusura. Allarghiamo verso Mario Rui che allarga verso Politano che può arrivare al cross in mezzo verso Osimhen che non riesce a tirare. Non ricordo se era effettivamente il secondo, comunque faceva parte dello staff tecnico comunque. Zielinski, palla verso, attenzione Amir Rachmani che può rimetterla in mezzo, non ci riesce, la palla resta a disposizione di Amir ma niente. Va Bellingham, grandissimo di Lorenzo e Rachmani pure. Torna da Meret per evitare problemi, attenzione Meret va lungo verso Zielo che appoggia Politano, male, prova a ripartire il nostro avversario che chiamerò Peppe per comodità, attenzione parla dentro, Pepe, Lobotka fortunatamente qui ma recuperano ancora palla, Pepe, gol di Pepe, Peppe passa in vantaggio. Posso dire una cosa, se Calzone ci si fa un'altra stagione. Perché non so come chiamarlo, fra, quindi per me è Peppe, tra l'altro ma pure segnato, lasciamo sta, primo tiro in porta ovviamente. Senza intanto proviamo a costruire con qualcosa, con Politano che la dà a Mario Rui. Mario Rui prova a metterla dentro, calcio d'angolo. Non è detto, so da vedere il fatto se fa un'altra stagione o no. Cominciamo a capire che succede, speriamo che cambino le cose. Zielo intanto dentro per Victor Osimhen che prova a spizzare, Politano la mette per Mario Rui che tira, Courtois. Courtois, Beppe di Mario fuori. Tanto siamo partiti maluccio ragazzi, dobbiamo cambiare marcia, attenzione Maicon prova a scendere, arriva Mario Rui insieme a Nathan e poi Mario. Fallo laterale per noi. No, fra, non lo vedo, le serie in generale ho difficoltà, mi scoccio proprio. Politano prova a metterla verso Osimhen, la palla è recuperata adesso da Lobotka che non va da Zielinski, veramente per un nulla, attenzione Vinicius
Nathan verso Mario Rui, niente da fare, Mario Rui recupera palla, la ridà a Nathan che prova ad allargare verso Kvaratskhelia. Kvaratskhelia prova a colpire testa, non ci riesce, Rachmani per Lobotka, appoggia, non appoggia, incredibile, io quando fanno questi anticipi per me è assurdo comunque. Attenzione Lobo, grande chiusura di Lobo, Anghissà, Zielinski, Politano, attenzione, appoggia per Mario Rui che la ridà a Politano, scende Politano, va, incredibile ragazzi, hanno fatto un altro anticipo incredibile, non ci credo. Kvaratskhelia recupera palla dentro per Victor Osimhen, appoggia per Zielinski, Politano, niente da fare, incredibile parata. Devo registrare però fai uscire un altro video, no? Infatti le carte nuove dei giocatori. Va bene, quale carte devo prendere? Attenzione, Zielinski verso Rachmani, attenzione, niente da fare, anticipato Amir. Palla per noi. Attenzione, Mario Rui, Osimhen, palla ancora per Mario Rui che può rientrare Mario, appoggia per Lobotka, si gira Lobotka, non so cosa fare, va da Mario Rui, Zielinski, non riusciamo a sfondare, Lobo recupera una gran palla Lobotka, prova a penetrare Lobotka dentro per Mario Rui, la ridà al Lobo, troppo macchinosi qui, troppo macchinosi. Attenzione Nathan, recupera palla e va da Politano, si gira Politano dentro per Zielinski che si gira, tiro di Zielu, all'angolino, Pietro Zielinski continua ad aiutarci nonostante il suo imminente addio a fine stagione. Attenzione, si riparte. Davids prova ad attaccare Peppe, ma Di Lorenzo, grande anticipo, se ne va Di Lorenzo, adesso da palla a Kvaratskhelia che prova a far correre subito Victor Osimhen, Osimhen si ferma, attacco per Kvara che crossa in mezzo verso Mario Rui, no Lobo che cazzo fai, vabbè. Prova a ripartire Pempe, attenzione Davids, ancora Giannino Di Lorenzo che la alza verso Kvaratskhelia, gran giocata Kvaratskhelia, voleva andare subito al cross, niente da fare, provano a ripartire Kvara, gran recupero e poi tacco verso Zielinski che si gira, prova a ragionare, Zielinski l'appoggia a Lobotka, Politano dentro per Rui, anticipato quasi da Maicon, adesso può andare al cross Mario Rui dentro per Osimhen che sfonda la porta, distrugge la porta Victor Osimhen ed è 2-1 ragazzi. Golasso di Victor e gran cross di Mario. Zielinski prova ad andare subito dentro da Victor Osimhen che prova il dribbling, prova ad andare a Kvaratskhelia che appoggia quasi per Politano, niente da fare. Attenzione Di Lorenzo, recupera ancora una gran palla, che cazzo di intervento ha fatto quello. Attenzione Pempe, grande Rachmani, riescono ad attaccare lo stesso loro, Nathan va a vuoto, troppo vuoto Nathan, prova ad andare su Maicon, la devia ma è Meret. Rilancio di Meret verso Victor che non riesce ad appoggiare, non fischia l'arbitro, Rachmani la mette fuori Zielinski. Finisce il primo tempo 2-1 ragazzi, bene così. Ah, manco la sua moglie fa così forse. Fra comunque il fatto le carte, io comunque ho molte carte comunque speciali, quindi in realtà potrebbero essere pochi, di cui molti non li uso nemmeno. Attenzione, si riparte per il secondo tempo. Maicon va dentro per Vinicius Junior, palla dentro, attenzione Vieira, arriva Lobotka, ancora Maicon, cross in mezzo Di Lorenzo, fantastico, e anche sta prova a metterla fuori. Kvaratskhelia riesce a recuperare questa palla, Di Lorenzo ancora in chiusura insieme a Rachmani e Anghissa allarga ancora per Kvaratskhelia che prende questa palla, Kvaratskhelia si gira, prova ad andare dentro a Victor Osimhen, anticipato Victor dal difensore. Attenzione Lobotka, Pempe, palla dentro Nathan, perde palla qui Nathan, tiro di Bellingham, palla fuori per poco.
Questo è passato vicinissimo, davvero è stata solo una questione di centimetri. No, è tipo, capito, probabilmente dovrei prendere tipo solo Olivera, perché le altre sono carte speciali, quindi è inutile che prendo le nuove, capi che cosa intendo? Attenzione, Lobotka, Anghissà, allarga per Giannino Di Lorenzo. Di Lorenzo cerca di nuovo Anghissà, penetrazione, ma sbaglia lo stop Anghissà. Attenzione, Davids, Anghissà prova a chiudere, dare una mano, niente da fare, Bellingham dentro, Rui, palla fuori. Palla alle spalle della porta, si riprenderà con una rimessa. Attenzione Meret, siamo avanti, non dobbiamo mollare, anzi dobbiamo provare ad andare a chiuderla. Osimhen appoggia per Anghissà, che allarga per Di Lorenzo, si ferma Di Lorenzo, palla per Kvaratskhelia, prova il dribbling, probabilmente c'è fallo, infatti c'è fallo. Devi ritornare con la meta del Napoli, in che senso? Ah, io? Sì, hai ragione. Addirittura, però sì, la devo rimettere perché comunque mi piace assai, cioè mi piace assai. Attenzione, Lobotka, andiamo un po' verso Victor, magari la palla in realtà arriva a Zielinski, prova a metterla dentro, forse era fuori gioco, ma comunque prova a ripartire Beppe, attenzione, prova ad andare, Rachmani, gran chiusura, poi Anghissà palla per Rachmani, per Politano, dribbling di Politano, va dentro da Zielinski che cerca subito Victor Osimhen, che appoggia per Kvaratskhelia, la parata di Courtois. La parata di Courtois era stata una bella transizione, Lobotka recupera una gran palla, appoggia a Politano, si ferma Politano, prova a rientrare, diventano tre, sono troppi, Politano, palla dentro, se la cava qui il difensore, sporca la palla Osimhen, Kvaratskhelia, Osimhen, se la cava qui il nostro avversario, il nostro Beppe, attenzione, Lobotka, gran recupero palla di Lobo, la va a dare ad Osimhen che si gira, fallo su Osi. No, stasera Cavare e Pero non vanno proprio d'accordo, almeno in questa partita. Attenzione, perché Lobotka vede Kvaratskhelia abbastanza libero, la dà di tacco a Mario Rui, bella giocata, Rui la mette in mezzo, Courtois la mette fuori. Lobotka di testa per Mario Rui che cerca Kvaratskhelia, attenzione Kvara ancora per Mario Rui, entra ancora Mario Rui, cross in mezzo, Osimhen, palo incredibile di Victor. Serve qualche cambio adesso, Lobotka ancora largo verso Rui, dentro, errore, Pavard, telefonato quel passaggio. Attenzione, recupero palla di Lobotka e Zielinski, Anghissà, palla per Zielinski, va dentro male, niente da fare. Palla dentro, Lobo la sporca, arriva anche Rui. E poi Nathan alza questa palla verso Victor Osimhen che la dà a Zielinski, scende Zielinski, Zielinski alza la palla verso Victor che va di testa, Courtois, bella giocata qui Attenzione Nathan, no ma cazzo vai Nathan, attenzione Vieira, gran recupero palla e Zielinski poi vede Kvaratskhelia che si ferma, dribbling di Kvara, va subito da Osimhen, fallo su Kvaratskhelia. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia. E andiamo a fare qualche piccolo cambio ragazzi, per mettere forze fresche. Abbandonato. Il nostro amico abbandona e ci regala la vittoria a un quarto d'ora dalla fine ragazzi, il nostro Beppe, e ci prendiamo i nostri 38 punti. Bene così, voglio bene così, bene così.